dico che dopo gira i cavi, forse è meglio staccarli un attimo. Vedi, se la macchina era più grossa era un casino. cos'è questo? Ok. Come funziona questa macchina? Che tanta gente magari ha semplicemente la passione di fare l'attore e poi il resto non è interessato, invece no, l'attore, un operatore alla macchina, un fonico, un macchinista deve conoscere questa macchina organizzatrice, perché ognuno deve avere il rispetto di chi sta montando l'attrezzatura, deve conoscere, no? Come l'attore deve conoscere e sapere pure dal punto di vista della fotografia, perché è importante quando si recita sappia mettersi a favore della luce e a favore dal punto di vista dell'inquadratura, eccetera. Quindi tutti i reparti non sono mai da trascurare, quindi tu devi sapere cosa fa il parrucchiere, cosa fa il fonico, cioè non fa male questa esperienza. Dici no, io sono regista, sì, ma ti devi nutrire delle altre. Stop! Ok, vai Vito, vai. C'è giusto, certamente. Un menelò. No, tu la devi smettere, Giorgio, perché non è possibile così. Che la vedano in queste condizioni. Ieri su Facebook a mettere. Sì, sicuro. Io vero un pazzo. Cos'è che fai? Cos'è che fai? Mette tutta, no, aspetta, scusa, mette tutta sexy. Ma già è sexy, già è sexy. Vedi che suo padre mi ha lasciato delineare. Non è che tu vuoi fare caffè. No, ma come video? Ma che video? Oh, è una che già. Aspetta che mi degno, Non esageriamo. che mi degno, mangia che longa poi Troppo succube del discorso, capito? Devi avere l'arrabbiatura, l'orgoglio di siciliana. Sai fare, ma ovviamente è una cosa che ci dice Ida, che già sai che è per te, sai fare di marsupino di Faida, tu andavi bene. Sì, perciò, quando ci una bambina, ma italiana, l'autotune, si trova, non si benigna e te ne vai. Gradualmente mettiti in posizione, Devi non essere puoi mettere che si capisce che ti stai mettendo. Quindi mi fermo prima. Ecco, metti, alzati, a trombare per fuori, sono capito. Hai capito? Oh, alza questa. Oh. Tu no, deve essere, guarda. Dammi la mano. Lo finestrino c'è il rombo, Dopo... Sì, ma non si vede che noi in realtà... Cioè... No. Non siamo veramente sovrapposti, metta così. Vediamo dove siete. Qua siamo. Alzati di più tu, come ti chiami? Qua. La donna. Angelica. Oh, attenzione perché vedo riflessi, Pronti? Silenzio! Portano la tua! Ora quando pare con la Normale? Ah, video è? Tu combatto. Ciao! Guardate che gnocche! Ciao, io chiamare Roxana. Oh Beggiamati, e chi sta di un nevinni? Oh quando è lunga, tu hai invertito. Oh, per dramate! E chi sta di un nevinni? Oh quando è lunga, pare una marziana. Quasi 2 metri. Quasi 2 metri. Mizzica che minni. Ok? Certo, quando lei esce tu fai un passo indietro. Ok, ripetiamo. Perché poi comincia a ridere pensierosa. Sì, poi noi faremo con la Perché se macchina. io vado qua, tu non mi vedi. Allora, in telecamera poi volante, faremo un primo piano ai tuoi occhi in avvicinamento. Quindi poi si può fare poi. Non fare Facciamo lo scantinato. il braccio non glielo... Ma la puoi toccare, la puoi prendere tomati, quindi è più Però mano. più disperata.
E allora a sto punto sai che andiamo a fare? Andiamo a fare una piccola modifica. Sai che cosa? Ascolta, io sono qui. Tu sei all'impiedi e arrivi. Siccome tu Ma se vuoi tu ti dici devi aspetta sedere- ma vicino, non puoi essere No! aspettato. E di fatti la modifica è lì. Io dico, ti mia veniste a rispondere tu. Aspetta, ma vicino. E quindi tu sei tu, e vai tu Nito. No, Ida mi dice a mia, aspetta, ma vicino. Ah, quindi ha fatto la tua, fai io. Ida. Mi dicesti un'altra cosa di dire? Sì. Ora mi fai confondere. No, allora tu c'hai le due e quelle rimangono due. In più, quando io ti dico per mia veniste, punto Tu a dire interrogativo, solo aspetta, ma vicino. tu a dire aspetta e ti siedi. A questo punto ti siedi qua. Loro zoomano e bisogna Ma zoomare questo lo dici tu. E tu a dire solo aspetta ma vicino, chi da Nito dici tu. perché in realtà ti avvicini tu a me, non più io a te. Ok? Che dopo che un po'